Riparavano macchine e non solo all'interno di un locale di un'abitazione privata senza le necessarie autorizzazioni e il possesso della partita IVA. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso in una frazione del comune di Tarzo un'officina meccanica completamente abusiva. Una vera e propria autofficina ma senza insegna. Era organizzata all'interno di un'autorimessa di una casa privata e i lavori venivano svolti senza le prescritte autorizzazioni amministrative e fiscali. Era dotata di diverse attrezzature per la manutenzione e riparazione dei veicoli. I finanzieri di Vittorio Veneto durante un sopralluogo hanno anche trovato un macchinario in funzione. I militari hanno quindi sequestrato tutta l'attrezzatura utilizzata per le attività di autoriparazione e sanzionato il titolare per l'omessa iscrizione dell'attività imprenditoriale nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio e per la mancanza della segnalazione di inizio attività che doveva essere presentata al Comune. Gli accertamenti hanno permesso all'Agenzia delle Entrate di avviare d'ufficio una posizione IVA a carico del responsabile necessaria per ricostruire i redditi non dichiarati e sottratti al fisco. Gli accertamenti infatti hanno consentito di acquisire diversa documentazione contabile utile alla ricostruzione del giro d'affari che l'officina era riuscita a mettere in piedi da diverso tempo e che ora potrà essere correttamente sottoposto a tassazione.